il sangue che l'uomo dona non ha frontiere, non ha colore, per il bene di tutta l'umanità. Ecco, una domanda soltanto, Sì? cioè, anzi una precisazione Sì? per lei a fare. Lei ha detto che non merita perché non ha fatto la guerra. Cioè volevo significare appunto... Permetta, non Sì? è che noi che non abbiamo fatto la guerra, che pure non siamo troppo Non è colpa giovanissimi nostra che più, siamo nati non è dopo, colpa ecco. nostra, ecco, diciamo che le Se non l'abbiamo associazioni di fatta questo vuol dire che genere... sentiamo quei valori, ecco, Ecco, questo è tramandati da importante. coloro che purtroppo hanno dovuto Una cosa che invece mi interessa far soffrire. conoscere agli ascoltatori è Sì? questa. Mi dica. Ci sono molti giovani nel gruppo dell'ANA di Sutrio. Direi che l'ANA del Sutrio in questi ultimi tempi, non voglio alcun merito al sottoscritto e neanche ai collaboratori più stretti, ma appunto per il semplice motivo di avere un capogruppo di una certa età, lui stesso trascina con sé, porta dentro nell'ANA dei giovani. Quindi gli che vengono a alpini far che parte- vengono fuori dalle armi Diremo che l'ANA del praticamente... Sutrio ha un'età media di 35 anni e questa è una buona cosa. Benissimo. Ecco, un'ultima cosa mi interessa da conoscere. Sapere cioè qual è l'attività che il gruppo ANA di Sutrio va svolgendo e specialmente qual è la partecipazione degli alpini di Sutrio alle adunate alpine nazionali. L'attività del gruppo ANA di Sutrio, come del resto in tutti gli altri paesi della Carnia, si riassume nell'assemblea annuale che si fa all'inizio dell'anno. Da questa assemblea si traccia un programma nel quale si cerca anche di inserire delle feste locali, come noi appunto nel 1980, il 17 di agosto, abbiamo celebrato il cinquantenario di fondazione del nostro gruppo, con grande partecipazione di popolo e di alpini in congedo. Lei mi ha fatto una domanda, era quella precisamente della nostra partecipazione alle adunate nazionali. Direi che la Carnia partecipa in massa, si può dire all'unanimità, come affluenza di paesi, di comunità, perché deve ricordare che non soltanto i paesi capoluoghi di comune, ma anche delle frazioni hanno il loro gruppo ANA, come Butea, Cleulis, Lovea, Vierico e tanti altri paeselli. Per cui di solito le adunate nazionali vengono celebrate durante la primavera, quasi direi sempre il mese di maggio, per cui non è difficile anche organizzarsi, perché la stagione diciamo è buona, però l'entusiasmo è maggiore quando si pensa che anche i giovani, come lei prima insisteva sul punto di vista dei giovani, partecipano con entusiasmo e con significato vero e proprio. Cioè nessuno si permette di andare a dire a uno perché non viene alla giornata nazionale dell'ANA, è lui stesso che viene e si organizza in modo tale da partecipare proprio in proprie, ecco, a proprie spese. Ma il cavaliere Egidio Selenati è anche presidente, come avevamo detto prima, della sezione carnica dei donatori di sangue, che in sigla si dice ACDS. Chiediamo al cavaliere Egidio quanti sono i donatori di questa sezione e quale attività vanno svolgendo. La sezione donatori dell'associazione carnica di Sutrio conta circa 52 iscritti, dei quali dico subito una quindicina inattivi per il semplice fatto di persone anziane che via via purtroppo devono abbandonare il campo del dono per, se così è possibile, far continuare i giovani. Abbiamo avuto anche un confortevole numero di giovani che in questi ultimi tempi sono venuti a donare, non con tanta costanza come ai tempi di una volta, come a 20 anni fa, che era una cosa, diciamo così, più sentita e la gente partecipava con più sensibilità. Questo forse era dovuto anche un po' al mondo giovanile che è attratto da altre attività, come diceva anche il maestro Molfetta, che amano più praticare lo sport, praticare diciamo altre attività, forse così più leggere, più frivole, non per questo che non siano importanti, ma ritengo sottolineare che il dono del sangue è al di sopra di tutto e di tutti,
perché come dice anche la nostra sigla, il nostro motto, il sangue che l'uomo dona non ha frontiere, non ha colore, per il bene di tutta l'umanità. Questo tengo a sottolinearlo perché sono il presidente dell'ANA, ieri alla patria, oggi all'umanità, non ho altro da aggiungere. Riflettere su queste motivazioni è sufficiente. La ringrazio.